L'infortunio di Bertulla è stata una brutta tegola per la squadra, però la società subito ha risposto bene facendo un acquisto importante. Sì, premetto che l'infortunio di Bertulla per noi, ma soprattutto per lui, ecco, io voglio dire, Mattia è un ragazzo splendido, quindi noi siamo rimasti tutti molto, molto colpiti. È un infortunio brutto, non è utile che ce lo stiamo a nascondere, e quindi un crociato ci vorrà anche del tempo prima di recuperare. È chiaro che mancava pochi giorni all'inizio del campionato, ci siamo guardati intorno e siamo riusciti, io mi auguro, a sostituirlo nel migliore dei modi. Ecco, abbiamo un giocatore, siamo riusciti a portare nella nostra squadra un giocatore che obiettivamente sembra una frase fatta, però è veramente un giocatore di un'altra categoria, viene da noi perché in questo momento ha problemi di lavoro, o meglio problemi, ha dei bei problemi di lavoro, però quindi ha pensato di dedicare al calcio un pochino meno del suo tempo e noi probabilmente possiamo essere la soluzione giusta per lui e senz'altro lui sarà la soluzione giusta per noi. Ecco. Davo per scontato, sì, si chiama Samuele Ghiglia, è un giocatore veramente importante. Ecco. Cosa può insegnare a questa società un giocatore di una categoria Ma, superiore? ma sicuramente può insegnare tanto a tutti, sia in campo sia fuori, perché è un giocatore che è arrivato alle soglie del professionismo, quindi ci porterà quel bagaglio di esperienza e ci farà crescere anche proprio dal punto di vista, come posso dire, professionale, sia negli allenamenti, sia nell'approccio alla partita, sia appunto su come stare in campo. Io sono sicuro che avremo tanto tanto da guadagnare anche solo ad averlo proprio insieme a noi nel gruppo. Ecco.